Da Camisano Vicentino ad Altavilla, passando per Barbarano e Brendola, raid di furti nella provincia. Nel giro di poche ore tra la notte e mattina di mercoledì 7 luglio e giovedì 8, messi a segno una serie di colpi in abitazione mentre i proprietari dormivano. Potrebbe essere opera della stessa banda, indagano i carabinieri. A Camisano i ladri hanno colpito tra l'una di notte e le 6:30 del mattino con i proprietari a letto, messi a soqquadro armadi e cassetti per un bottino di 1.600 euro in contanti. Sempre la notte, ma questa volta ad Altavilla, i ladri con il proprietario in casa sono riusciti a portare via 2.500 euro in contanti preziosi da quantificare, carte di credito e documenti. In azione poi alle 11 a Barbarano, dove dopo aver scavalcato il cancello dell'abitazione si sono introdotti approfittando dell'assenza del proprietario in casa, razziando monili in oro e contanti, bottino qui da quantificare. A Brendola le vittime sono una coppia di pensionati che a causa del caldo hanno lasciato la finestra aperta, consentendo ai malviventi di entrare ed arraffare rapidamente 3.600 euro in contanti e preziosi per un valore di 5.000 euro. Non paghi, la banda avrebbe razziato anche l'acquapark di Altavilla Vicentina portando via materiale vario e 2 robottini per pulire le piscine.